La gola del freddo. Matusalemme comincia a raccontare una nuova avventura. Ascoltiamolo. Nella valle il sole è infuocato, ci vorrebbe un buon gelato. Anche Diva cerca di ripararsi dal gran caldo. Oggi è talmente caldo che anche il mio fiocco è corso ai ripari. Pio ha una brillante idea. Hai ragione, senza nome, ci vorrebbe proprio un buon gelato. I mini cuccioli entrano nella valle dei dinocuccioli e Pio chiede ai dinocuccioli: ciao amici, volevamo sapere se avete un gelato da offrirci. Oggi fa veramente molto caldo. Smilla risponde: un gelato? Ma che cos'è un gelato? Cilindro non può credere che Smilla non sappia che cosa sia il gelato e dice: il gelato è una cosa che si lecca, fredda. E come si fa? Chiede Bernoccolo. Olli e Portatile decidono di spiegare ai dinocuccioli che cos'è il gelato e Olli si rivolge ai suoi amici. Raggiungiamo il vostro orto vicino alla scuola e ve lo spiegheremo. Ora prendiamo una di queste fragole giganti, la spezzettiamo e poi la mettiamo in frigorifero. Un frigorifero? Ma che cos'è un frigorifero? Chiede Attila incuriosito. Il frigorifero, risponde Pio, è una scatola dove dentro c'è il freddo, tanto freddo. Ce l'avete? No, non sappiamo che cosa sia, dice Bernoccolo, ma un modo ci sarebbe. Però è un po' pericoloso. Se è solo un po' pericoloso, allora andiamo. Ma dove dobbiamo andare? Chiede Cilindro e Smilla risponde: dobbiamo andare fino alla gola del freddo. E allora si parte verso la gola del freddo. Durante il percorso Cilindro interroga Bernoccolo. Perché hai detto prima che è un po' pericoloso? Si narra che la gola del freddo sia difesa da Maga Accipacchia, dice Bernoccolo. Oh, che bel nome per un animaletto, afferma sorridendo Cilindro. Non è un animaletto, è la maga che sputa fuoco dal becco. Cilindro comincia ad aver paura, ma poi decide di proseguire insieme agli altri. Arrivano alla gola del freddo, dove incontrano Maga Accipacchia. Chi siete? E che cosa fate qui? Urla Maga Accipacchia. Vogliamo un po' del ghiaccio della gola del freddo, risponde Olli. Il ghiaccio della gola non si tocca, continua sempre urlando la maga. E Olli risponde: allora prenderò dell'acqua e la farò gelare nella gola. Vediamo se ne avrai il coraggio, grida Accipacchia. Sono sicura che non riuscirai a seguirmi, è la risposta della gattina. Olli prende dell'acqua con una campanula e poi la lancia verso Maga Accipacchia. Ora Olli entra nella grotta e Maga Accipacchia la segue. Olli lancia l'acqua contro Maga Accipacchia che diventa un ghiacciolo. Ora recuperiamo il ghiaccio e ritorniamo, dice Olli. Finalmente i minicuccioli e i dinocuccioli stanno mangiando il gelato alla fragola. L'ultima parola spetta però a Cilindro. Se io non avessi sconfitto Maga Accipacchia, addio gelato. Sei coraggioso. Ne vai a prendere ancora un po'? Chiede furba Dattila. Tieni, ti do il mio, non ho più voglia, dice il nostro paurosissimo coniglio, mentre Matusalemme conclude a suo modo. Con il freddo, ora lo sai, trasformare l'acqua in ghiaccio potrai. Arrivederci, piccoli amici, tornate presto e siate felici.